Cos'è Veneto Stato? Veneto Stato è un partito per la completa indipendenza politica veneta, come dice il nome, per fare uno Stato indipendente come la Slovenia, come la Svizzera, come l'Austria. Perché Veneto Stato? Beh, uno Stato altro non è che un ente che offre un servizio pubblico in cambio di un prezzo, e cioè le tasse che paghiamo. Noi sotto lo Stato italiano paghiamo troppe tasse e riceviamo un servizio scadente. Pensiamo alla sanità, pensiamo alle pensioni, pensiamo all'istruzione, pensiamo alla sicurezza. Ecco, noi veneti ci meritiamo di meglio e per questo vogliamo un Veneto Stato nostro, perché abbiamo le risorse per avere dei servizi decenti e pagare molto meno tasse. Ecco, questo per assicurare un benessere e una felicità per noi e per i nostri. Se è possibile Veneto Stato? Certo che è possibile. Il programma di Veneto Stato si basa su un percorso pacifico, legale e democratico che vuole ottenere la maggioranza di consensi nel Veneto per dichiarare l'indipendenza in maniera referendaria con tutela della comunità internazionale. Perché no l'autonomia? Perché autonomia o federalismo non sono dei passi intermedi verso l'indipendenza, sono dei vicoli ciechi. E questo perché si tratta di riforme dello Stato italiano e necessitano una maggioranza nel Parlamento italiano, che è praticamente impossibile avere una maggioranza di parlamentari che concede autonomia o federalismo ai veneti. Invece, per ottenere l'indipendenza basta solo una maggioranza di veneti a volerlo. Questo è il progetto di Veneto Stato. Ce lo lasceranno fare? No, qua non stiamo parlando di domandare permesso per fare qualcosa. Questo non è un percorso che ci siamo inventati noi. Questo è un programma specifico e ben delineato, è tutelato dalla comunità internazionale. Ci sono delle risoluzioni delle Nazioni Unite che consentono l'autodeterminazione di un popolo. Quindi noi stiamo parlando di esercitare un diritto precostituzionale che viene tutelato dall'Unione Europea tramite un referendum con monitoraggio da osservatori esterni. Cosa bisogna fare? Sì, non basta fare una raccolta firme. Qui bisogna eleggere dei rappresentanti istituzionali perché solo loro possono essere gli interlocutori con la comunità internazionale, con le Nazioni Unite e con l'Unione Europea per garantire un monitoraggio del referendum per l'indipendenza. Che tipo di rappresentanti istituzionali? Stiamo parlando di partecipare alle elezioni amministrative e eleggere sindaci, perché questi sono rappresentanti della propria popolazione e con un programma come quello di Veneto Stato hanno l'obbligo di perseguire l'ideale indipendentista e interloquire con la comunità internazionale per assicurare un monitoraggio di un referendum per l'indipendenza. Qui non stiamo parlando di mandare parlamentari a Roma perché non serve, possiamo farlo esclusivamente facendo politica in Veneto, non occorre andare a Roma. In conclusione, ottenere l'indipendenza è possibile, voler perseguire questo ideale è una cosa legittima e legale e non occorre andare a Roma, non occorre sedersi nel Parlamento italiano per farlo, basta fare politica attiva nel nostro territorio, avere una maggioranza di consensi in Veneto e per fare massa critica dobbiamo convincerci tutti che questa è la nostra unica speranza, non ci sono altre alternative e quindi aderiamo a Veneto Stato.